Castelfranco per una settimana capitale europea della sicurezza. La città del Giorgione è stata scelta per ospitare il corso europeo delle polizie organizzato da CEPOL, l'Agenzia dell'Unione Europea per la formazione delle polizie e dell'autorità di contrasto. 40 esperti provenienti da 21 paesi europei si riuniranno a Castelfranco, scelta per avere uno spaccato alternativo alle grandi città, quello dei borghi di media e piccola dimensione. I lavori si sono aperti ieri e proseguiranno fino a venerdì. Eventi come questo portano con sé direttamente e indirettamente il messaggio di un'attenzione alta rispetto a temi come il contrasto della criminalità organizzata, che ricordo in provincia di Treviso assieme a Castelfranco Veneto, le forze dell'ordine, la prefettura che ci coordina, c'è già, ma non si finisce mai di imparare. Un focus sulle nuove tecnologie ma anche sull'aspetto psicologico delle indagini svolte sotto copertura, tema centrale il contrasto al traffico internazionale di stupefacenti, ma anche il ruolo della criminalità organizzata, delle mafie in questo ambito. Consumatori sempre più giovani, quindicenni, di droghe sintetiche prodotte nei confini UE, ma anche di quelle cosiddette pesanti che arrivano dall'esterno, non più via aereo visto le restrizioni imposte dalla pandemia, ma ad esempio via mare. L'incremento della produzione per esempio di oppio in quegli stati sorgenti fino a dove viene, come per esempio in Afghanistan, e ancora in termini per quanto riguarda la cocaina nei paesi del Sud America, ancora un incremento della produzione, poi chiaramente arrivano sul nostro territorio. Abbiamo capito che serve veramente una flessibilità, una capacità operativa che riesca un po' a mappare tutte le connessioni, ecco, che quindi le forze dell'ordine devono essere sempre all'avanguardia, devono essere un passo avanti chiaramente rispetto a quello che è il contesto criminale. Il Covid e la crisi, proprio grazie ai capitali derivanti dai traffici di stupefacenti, la criminalità organizzata si sta intrufolando nel tessuto economico, insidiando le aziende in difficoltà. Ben vengano il coordinamento a livello internazionale su questi fenomeni, perché aiuta a dare un modo univoco per il contrasto ed è uno scambio di informazioni che agevola poi la repressione di questo fenomeno.